Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Ben ritrovati gentili amici e amiche alla visione all'ascolto, appuntamento live per quanto riguarda l'informazione in Friuli, Venezia Giulia. Dunque andiamo a vedere cos'è successo. Alle 4:10 di questa mattina la guardia segnata sulla zona Tarvisio, competente per territorio, transitando lungo la Ponte Bana in direzione del capoluogo della Val Canale, in prossimità di Bagni di Lusnizza, notava la presenza di una persona di sesso femminile, età circa 55 anni, caduta sul ciglio della strada in prossimità di un viadotto. A questo punto la gente, applicando la procedura di primo soccorso, notando che la persona si trovava in stato confusionale, contattava immediatamente il numero unico d'emergenza 112 informando di quanto stava accadendo sul posto. In pochi minuti è giunta l'ambulanza da Tarvisio e successivamente i militari dell'Arma. La persona veniva portata in ospedale per accertamenti. La dinamica dell'accaduto è ancora sotto accertamenti di legge. E adesso andiamo a Trieste per un incidente stradale. Paura questa mattina lungo viale Miramare, poco dopo il viadotto ferroviario entrando in città per un grosso cilindro d'acciaio di circa 11 tonnellate che si è staccato dal rimorchio di un auto articolato in transito. Per fortuna nessuna persona e mezzo coinvolto. Sul posto la prima partenza dei vigili del fuoco, l'autogru, il funzionario di guardia e il capoturno provinciale. Rilievi da parte degli agenti della polizia locale. Chiaramente l'arteria è chiusa al traffico fino al termine delle operazioni di rimozione e messa in sicurezza. Ed ora cambiamo argomento, andiamo a Trieste con un servizio. Nasce Conf Cooperative Alpe Adria. Ministro qui al centro. Vicegovernatore, oggi nasce Conf Cooperative Alpe Adria, una nuova realtà che lei ha apprezzato a nome di tutta la Giunta. Sicuramente un'operazione importante che mette insieme esperienze di Trieste, Gorizia e Udine, una rete più forte e una rete della quale noi non solo esprimiamo apprezzamento ma sentiamo di avere grande bisogno, in particolare in questo momento di ricostruzione che tutti quanti stiamo attendendo, sperando di lasciare da parte la pandemia. L'integrazione sociosanitaria e la sanità territoriale ha bisogno della cooperazione e della cooperazione sociale, quindi continueremo questo lavoro insieme a loro, guardando con grande interesse a questo rafforzamento che Alpe Adria oggi garantisce nel sistema delle cooperative e di Conf Cooperative. Bene, tutto, grazie come sempre per la visione e l'ascolto, non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata, l'informazione su Friuli TV continua attraverso le news sul nostro sito friulitv.net e chiaramente gli aggiornamenti live nel corso della giornata. Alla prossima.